ad avere il suo spazio. Prego. Perché ciò è nell'aria, ragazzi. Da un po' vedete portati in portantina anche voi, no, loro no. Ciao ragazzi, che bello. Io mi metto qua.
essere venute, però ci interessate. Perciò un applauso! Che queste cominciano un'avventura meravigliosa! Queste fanciulle, ciao cara! 2 parole. Cosa ne dici? Com'è già questa prima impressione? È super emozionante di sicuro, è una giornata quasi surreale, devo dire. E vedrai il resto. Sì. Sei contenta? Sì, tantissimo. Bene, benvenuta al Carnevale di Venezia da protagonista. La seconda protagonista, Erika Chia, 19 anni, Venezia! Un applauso! Ciao Erika, che graziosa! Ma siete tutte belle. Dimmi anche tu, Buon pomeriggio a tutti. temevi per la pioggia? Avevi qualche... cosa hai pensato? Oddio, arriverò bomba, come si dice a Venezia. So bomba. che si spostasse la giornata, insomma. E invece no, è proprio Invece oggi. esattamente. Sei carica? Carichissima. Fantastico. Grazie anche a te tesoro. in bocca al lupo! Bocca al lupo a tutte. Andrea Chiarato, 18 anni, Venezia. Andrea. Un nome che in italiano è da ragazzo, ma tu non lo sei. Sei No. una fanciulla, se no potevi essere la Maria. Come mai hanno scelto? Prendi tu, non averti timore. No, meglio di... Ah, non si sente, allora lo tengo io allora. Dimmi, come mai hanno scelto questo nome particolare? Ci qualche origine tedesca o... No, italianissima. Mi piaceva semplicemente. Bello, ci piace, anche perché effettivamente Andrea è un nome che vale per sia per ragazzi che per ragazzi. Le sta anche bene, guarda. Sì? Grazie. Bene Andrea, buon carnevale anche a te, ci vediamo nei prossimi giorni sicuramente. Bocca al lupo! Valentina Coppo, 18 anni, mestre! Applaudiamo sempre, ciao Valentina! Io vedo degli occhi, voi non li vedete qui dal cinema, degli occhi, queste ragazze stupende. No, li vediamo, li vediamo. Ah sì, ah, beh sì, perché avete... Sì. Dimmi tutto, come stai? Sei emozionata? Dov'è la telecamera? Eccola lì. Sì, agitata anche. Agitata? Beh, non Come hai fatto a restare ferma sulla portantina? Tremavi tutta? Ma ho avuto dei bravissimi ragazzi. Sì, dopo li salutiamo, sono sì. simpatici e bravi. Bene, dai, buon proseguimento anche a te, cara. 2 baci e via. Le bacia tutte? Tutte! E Vedi? poi la vincitrice sapete che la bacio sulla bocca. Lo sappiamo poi- bene, lo sappiamo bene. È la punizione per essere stata nominata. Sono le altre che dicono baciare morite, così impara. Carol D'Amico, 22 anni, Fusile di Piave. Ciao. Ciao. Beh, guarda, ce l'ho scritto qua. È di Mestre, abita a Mestre. Ciao. Allora, ho sbagliato tutto, rifacciamo. Tamburo, tututum. Carol, Carol! D'Amico, 22 anni, Mestre. Brava! Eccola! È lei. Bene, sei contenta adesso? Contentissima. Te la sei goduta sulla portantina, una visuale diversa, vero? Sì, bellissimo, assolutamente. Eh, Un'emozione. bisognerebbe ripristinare le portantine a Venezia, usavano Sono quelle e le d'accordo. gondole, la nobiltà e le bellezze e le cortigiane. Non so chi le porta, in se sarebbe portantina, d'accordo, ma- con le scarpe alte oppure in gondola. Esatto. Buon divertimento, buon carnevale. Carol, Giulia, sei pronta? Dove sei? Giulia Gioia, 18 anni, Favaro Veneto. Ciao. Allora, Buonasera a tutti. Ecco. anche tu qua. Sì, anche io qui. Quando voi come arrivate a San Piero? Con un battello dedicato a voi, Sì, giusto? sì, 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 Un vaporetto come li chiamiamo Solo qua, noi. vero? Ecco. E quindi anche questa è già un'emozione. Vi Sì, preparate nel ci siamo centro di preparate questa produzione mattina, al sì. Telecom Future Set. Sì, Quanto sì, ci sì. mettete a prepararvi? C'è una lunga preparazione, c'è il trucco, c'è il E ti vestito, piace diciamo, tutto ciò, sì, vero? Sì, sì, e già bellissimo, aiuta ad sì, entrare nel certo. personaggio, Nel personaggio. perché le Marie sono anche dei personaggi Stiamo e interpretando le Marie. e hanno la responsabilità di essere dei personaggi Ed il nostro importanti ruolo. del carnevale. Bene, Grazie buon carnevale anche a te, mille. cara. Mua, mua. E ora abbiamo Deborah Pattarello, 18 anni, Zenerino. Ma guarda che belle fresche. E allora? Allora, tanto emozionata di ripresentare le Marie di Carnevale di Venezia del 2018. È un onore veramente grandissimo rappresentare questo. Quando ti sei presentata? È la prima volta che ti presentavi? Oppure ci avevi già provato altre volte e stavolta è andata bene? Cos'è successo? No, ho 18 anni, perciò la prima volta. Ah già, è che- vero, sì, in base al regolamento, è vero.
E quindi andata è già andata ben subito, benissimo, no? direi. Contenta quindi? Contentissima. Dai, come pensi si svilupperà questo carnevale? Cosa sarà? Penso per che te? sarà una bellissima esperienza e anche perché è la prima volta e appunto penso che sarà veramente un'esperienza Goditela, indimenticabile. vivila veramente come qualcosa da raccontare alle tue figlie, alle tue nipoti e alle pronipoti. Sicuramente. Auguri, buon carnevale cara. Grazie. Abbiamo ora un personaggio particolare che amo particolarmente e conosco, ma tanto io non sono nelle giurie di niente. Voglio salutarla in particolar modo, Micol Rossi, 26 anni, Venezia. Tesoro, che bello vederti qua. Scusate, qua vado un po' nel personale, ma ci conosciamo, siamo anche amici su Facebook, perché anche Casanova c'ha Facebook. È un piacere enorme vederti qua. Allora, come stai innanzitutto? Benissimo, sono felicissima e sono anche orgogliosa di rappresentare la mia città visto che sono di Venezia. Brava, lo fai anche bene già con la tua testimonianza meravigliosa di vita. Io ti voglio bene e ti auguro di passare un carnevale indimenticabile, Nicole. Baci, tesoro. Bene, ora abbiamo Chiara Trincanato, 20 anni, Campagna Lupia. Ciao Chiara. C'è già un po' di fans tra il pubblico, Ma io, allora, una cosa che mi sta colpendo, Maria Grazia in particolare, sono gli occhi, il colore di alcune è molto particolare, ma soprattutto l'espressività. Mi piace perché per me l'occhio è lo specchio dell'anima e quindi da lì si vede tutto, si vede che sei emozionata a mille. Moltissimo. È vero. Sono dolcissime, molto È vero, si vede dagli occhi e dallo sguardo. Dai, sì, mi raccomando, restate belle e Certo, pure. bisogna sempre sorridere. Il sorriso è la cosa più importante secondo Sì, me. e si sorride tanto anche con gli occhi, sappi. Sì, E voi tutte fino ad ora che vi ho viste siete proprio estremamente sorridenti proprio e gioiose. Allora, buon divertimento anche a te, buon carnevale e altri due baci. Eccoci qui. Adesso abbiamo Arianna Vidal, 21 anni da Spinea. Ciao Arianna. Ma guarda che occhi che hanno tutte, sono stupende. Io spero che riusciate, sì, le vedete perché abbiamo i primi piani. E allora, questi occhi, anch'io hai visto che occhi? Bellissimi. Sì, sono finti per non per me è la carnevale stessa mi travesto cosa. tutto dalla testa ai piedi. Però ecco, il tuo sguardo, secondo te, quanto conta nella tua vita e anche per questo concorso? Quanto ha contato? Quanto punti sul tuo sguardo? Sei bella tutta. Penso sia il mio punto forte. Vero. Tutto il resto si può buttare. Ma no, non buttiamo via niente qua, Non si anzi, butta via buon niente, carnevale, ma figurati. scherziamo. Tesoro, allora aiuto, che simpatica, mi piace. Adesso abbiamo da Fossò Giulia Zancato di 18 anni. Ciao Giulia. Sono tante proprio che per le questioni di regolamento è vero che è la prima volta che si presentano perché devono avere dai 18 ai 18 e 28. Perfetto. Allora, Orca, sei qua anche tu. sono fuori età. Sorriso. Chi è che è fuori concorso? Io, Ma non è qua, vero. la Lola trapezzista, peccato. Allora, 18 anni, ti sei presentata e è andata. Sì, ci ho sperato tanto e... Cosa significa per una ragazza di Spinea diventare... Ah no, tu sei di Fossò. Una ragazza di Fossò, scusate, mi sono confuso perché poi io abito anche a Spinea quando sono in fermo. Sì, deve essere comunque la città metropolitana. Famosa che ci piace sottolineare. Regge. Da Fossò arrivare a Venezia come protagonista del carnevale. È una grande soddisfazione. Quando è che hai cominciato a pensare voglio fare la Maria, devo essere Maria? Quando ancora mi mancavano 2 anni per partecipare. Ah beh dai, 2 anni di ansia non sono poi neanche tanti. Allora divertiti e sii la Maria più contenta di te stessa che ci sia. Adesso abbiamo l'ultima in ordine, direi alfabetico, rigorosamente alfabetico, perché si chiama Zanetti Irene, 18 anni, Venezia, guarda che occhi che hanno! Ma santo cielo! Allora, sappiate che sotto il trucco c'è una faccia vera, perché siccome vedo che mi guardano un po' esterrefatti, fai un primo piano, capisci? E il trucco non è così perché ho le rughe sotto, ma perché è proprio fatto crack-lay, come si dice apposta. Non è vero, ho le rughe, ma non importa. Allora, tu che sei giovane, hai 18 anni anche tu, cosa mi dici? Cosa ti aspetti da questo carnevale? Sai già qualcosa? Ti ha già rivelato un po' di cose? Sanno tutto, voi sarete le regine tutte insieme del Carnevale di Venezia. Ti senti in grado di?
Sì. Dai, sì, sei qua. Se non sei caduta dalla portantina, un po' perché loro Chi è? sono bravi e poi perché tu non ti sei emozionata troppo, vuol dire che insomma. Perché non deve essere neanche tanto. Un giorno mi portate anche a me in portantina per piacere. No. Non è facile stare. È solo per verginelle. Bisogna. Sì, allora Non si ciao. può. Allora, anche a te buon carnevale, ci rivediamo in giro per la città e ci divertiremo anche insieme, sicuramente ci ritroveremo. Due baci. Adesso vorrei che veniste tutte qua, vorrei un rappresentante dei gondolieri. Chi viene? Scuote È uno la dei testa. portantini. Sì, perché È sforato. anche l'occhio femminile vuole la sua parte, non per dire. Faccio No, male. non ti, niente, soltanto di farvi vedere. Ecco, Oh, là, è uno dei dai, portantini, uno di voi ragazzi con le casacche bianche. Ci perdonino le Marie. Il Moro di Venezia, venga. Dai, Otello. Moro di Vieni, Venezia. Otello. Allora, io volevo ringraziare anche voi per la disponibilità e per il fatto che... No, io non bacio i ragazzi. Se c'è No, non bisogno, posso, sono già impegnato. Da parte mi avvicina a Pecca, vero? Allora, loro rappresentano la città solo durante il carnevale, diciamo, e poi anche durante l'anno in realtà con svariate manifestazioni. I gondolieri sono invece i portabandiera, soprattutto dell'amore veneziano e anche del mezzo di trasporto più antico che ci sia. Siete contenti di far parte anche voi di questa manifestazione? Sì, sì. è di molte, non è Un di applauso ai molte gondolieri! fatti e non parole. E voi fate un po' fatica a portarle, però lo fate volentieri, no? Piacere. È una bellezza. Poi avete direi. le spalle imbottite? No, non avete neanche l'imbottitura sulle spalle. Proprio... Ah, le tolgono dopo, sì, sono protetti, non sono sfruttati. Insomma, complimenti anche a voi. Voi non farete tutti i giri che fanno le ragazze, però... 24 ragazze, 12 del 2017 e 12 del 2018, sarà una sorpresa. Giovedì grasso. Vi aspettiamo tutti giovedì grasso alle ore 12 qui sul palco. Fantastico, però c'è questa cosa sul sociale che mi piace molto perché è legata soprattutto al rispetto delle donne. Al rispetto delle donne e diciamo contro la violenza sulle donne. Facciamo una visita domenica dopo il volo dell'asino, ci saranno... Ciao Passare Maria, grazie. Maria Grazia. È largo, ci state, è largo, ci state. Allora, eccoci qua. Noi ci mettiamo sempre giù. Così. Mi raccomando, Photoshop che... No, per loro, certo no. No, per noi. Abbiamo capito. Musica, musica! Un bel sorriso anche, eh. Risposta no, cazzo. È un cucite, Ricky. No, no, vuoi che I fotografi naturalmente fanno il loro dovere, il loro lavoro. Vi invitiamo a non andare via naturalmente perché tra poco avremo i 427 figuranti in costume che saranno sicuramente introdotti da Massimo Andreoli, qualità di presidente rappresentante Guardate qua un attimo. e saranno naturalmente Posto? Ok. a breve, appena terminata la sessione fotografica, saluteremo anche i nostri amici. Ragazze, tutte qua adesso! Fate per la sola quello d'accordo? Per la sola. Io torno indietro e vado a passare tutti i gondolieri, tutti i portantini. La maschera più bella. Cominciamo da domani. Ma con la Maria dell'anno, prima e per il momento è tutto, passiamo alla linea allo studio, ma soprattutto passiamo la parola al grande Massimo Andreoli che ci spiegherà per bene.
Quindi loro sono la scuola tamburi storici di Conegliano? Dico Esatto, bene? esatto. Questa è una scuola vera e propria. Sì. Iniziano da bambini molto piccoli per arrivare poi ad esibirsi in tutto il mondo. Anche loro sono stati... Eccolo là. Il torneo, che è un torneo a cavallo, quindi un'altra specialità delle nostre tradizioni, si terrà dal 9-19 agosto e quest'anno tra l'altro ricorre il 50ennale, quindi è anche un bel momento di, come dire, di celebrazione. È una sfida ad anello, quindi sono i cavalieri che si lanciano in questa sfida da vita. Volevano portare i cavalli a Venezia, ma vedono che forse non era il caso. È stato un po' difficile Il sarebbe palco, stato. assolutamente.
per continuare ad assistere allo spettacolo. Ci hanno preso un gusto. Che meraviglia! Grazie! Ce l'hanno portato anche loro. Che bello! Grazie infinite, questa sorpresa finale molto bella davvero. E ora noi andiamo avanti, stiamo per chiudere la nostra parata storica, no? La compagnia di San Vitale di Montecchio Maggiore, l'Accademia Can Grande della Scala di Verona. Arriviamo all'epoca dei moschettieri per capirci. So from the 15th century and also to the 16th century, the final part of our historical parade that tomorrow will be again on this stage for the flight of the angel at 11 o'clock. Et nous accueillons ici maintenant un dernier pot pourri de diverses époques du 15e, 14e, 16e siècle. Et nous vous rappelons que demain matin, le vol de l'ange se fera à 11h et vous aurez l'occasion de revoir encore tous ces défilés avec grand plaisir. Nous les accueillerons encore demain pour le vol de l'ange à 11h, je précise, et non pas midi. Insomma, il palco si è riempito di storia, di colori, di abiti, di armature, di bandiere, di tamburi, come era un tempo a Venezia tra Medioevo e Rinascimento. Chiedo scusa. Maria Conquest of the last year, and surprise for you because the